Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di giovedì 18 agosto. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino. In prima pagina il titolo principale: Reddito e giustizia, i piani. Si tratta del reddito di cittadinanza e delle idee di Berlusconi riguardo alla giustizia. Vediamo la spiegazione del Gazzettino di Belluno, che introduce alle prime pagine del giornale, che sono dedicate ai temi della campagna elettorale, tra i quali appunto nella giornata di ieri sono emersi in risalto questi due argomenti sul reddito di cittadinanza e sulla giustizia. Da una parte Giorgia Meloni, che piccona il reddito di giustizia e di cittadinanza introdotto dal primo governo Conte, colpendo di striscio anche gli alleati della coalizione di centrodestra. È stato un fallimento totale, ha detto Meloni. Fratelli d'Italia è stata l'unica forza politica di tutto il Parlamento nella legislatura conclusa che non ha mai votato a favore del reddito di cittadinanza. Come dire, la Lega e Forza Italia sono in qualche modo corresponsabili del fallimento della misura della quale Meloni chiede una profonda revisione. Questa la conclusione del ragionamento operata dal Gazzettino. Dall'altra parte, scrive ancora il giornale, Silvio Berlusconi che rilancia una proposta: quando governeremo noi, le sentenze di assoluzione di primo e secondo grado non saranno appellabili. Un cittadino ha diritto di non essere perseguitato per sempre. E come dicevo, questi temi vengono presentati in maniera diffusa nelle prime pagine del Gazzettino di quest'oggi. Ma anche altri temi che riguardano la campagna elettorale vengono illustrati. Per esempio, una pagina è dedicata alle liste del centrodestra, Lega e Forza Italia, 130 posti in meno, e Fratelli d'Italia punta anche sulla società civile. Sacrifici per i parlamentari azzurri e del Carroccio, rinunciano Galliani e Ghedini, che tra l'altro, lo vedremo poi sul Corriere delle Alpi, è deceduto. Berlusconi capolista in 5 regioni, contesa per i collegi di Roma Centro. Parlamentari dei 5 Stelle, rivolta degli scartati. Qualche dirigente si è scelto i candidati, questa l'accusa. Tagliati dalla consultazione soprattutto i campani, il sospetto è che siano infiltrati di Di Maio. I contiani blindati nel listino ringraziano i votanti Appendino, ora recuperiamo gli elettori delusi. E per quanto riguarda le liste del centrosinistra, Letta, il segretario del Partito Democratico, recupera i big esclusi. Saremo il primo partito, ha dichiarato. Il segretario lavora all'unità interna, ora la testa alla campagna elettorale. Per l'economista Nancini, il collegio di Prato, rientra la protesta di Morani. E sempre per quanto riguarda le liste del PD, Veneto, 3 province su 7 senza rappresentanza PD, esplode il caso Rachele. Oltre a Belluno e Rovigo, anche Vicenza non eleggerà senatori e deputati locali. A Treviso, giovani e donne, Dem contro la 25enne capolista Scarpa, una paracadutata. Si tratta di appunto Rachele Scarpa. E tra i vari commenti a questa situazione anche quello dell'onorevole bellunese Roger Domenech: i territori hanno ragione, ma ora conta vincere. Questa la sintesi della breve intervista che il Gazzettino ha realizzato anche con Domenech. Il programma del terzo polo, riforme, l'offerta di Renzi, elezione diretta del Premier. È meglio del presidenzialismo, la mossa per il dialogo in caso di non vittoria di Meloni. Calenda demolisce il voto utile, con 4 schieramenti non esiste noi con Draghi, sottolinea. Ma andiamo avanti sulle pagine generali del
Gazzettino per arrivare a quelle dedicate alla provincia di Belluno. Ma ci fermiamo un attimo nella sezione cultura per segnalare la presentazione quest'oggi sul Gazzettino di un nuovo libro su Albino Luciani, Lezione di umanità e modernità. Così titola la pagina il Gazzettino. Dalle intuizioni sull'importanza del linguaggio all'attenzione verso le rivendicazioni di mezzadri e operai. Nel loro nuovo libro il saggista Roncalli e il teologo Malnati analizzano la vita di Giovanni Paolo I e il segno che ha lasciato nella Chiesa. Era un uomo vicino alla gente che colpisce ancora per la sua fede granitica e il realismo pieno di misericordia. Questa una delle sottolineature. Quando da vescovo incontrò Marcinkus per parlare del Banco San Marco, commentò: «El me trata come un bidello». E andiamo alle pagine dedicate alla provincia di Belluno, che iniziano con questo titolo a tutta pagina: pellet introvabile, prezzi alle stelle. I sacchi da 15 kg sono passati da 4 a 10 euro. Appello di alcuni consiglieri al ministro bellunese Franco. Zaia, il presidente della regione: ho segnalazioni di aumenti molto più contenuti in Austria. Verificheremo e difenderemo i nostri operatori. E poi la video notizia è dedicata a una storia imprenditoriale. Prima settimana di ferie dopo 106 anni. L'osteria De Euronzo, nella foto ci sono i gestori, non ha mai chiuso per ferie in 106 anni. A Canale le sorelle Renzi lasciano il posto fisso per l'alimentare del paese. Ma a Norcem di Pedavena applaude la famiglia Budel che chiude la trattoria dopo 83 anni di storia. Queste alcune delle vicende imprenditoriali che vengono presentate alla pagine 2 e 3 del giornale. Storie che caratterizzano i nostri paesi, le nostre realtà provinciali. Ma andiamo avanti. Gallerie spente per 100.000 euro. Si tratta di una cronaca che riguarda il comune di Belluno. Il sindaco: siamo convinti sia meglio sopportare il disagio adesso piuttosto che vedere tagliati in futuro alcuni servizi. Il riferimento è appunto alla decisione di giunta di chiudere l'illuminazione per tutte le 24 ore del giorno nelle gallerie Maraga e Belluno nella zona di Lambioi. Questo comporterà nel giro di un anno un risparmio di 100.000 euro per il comune. L'assessore Gamba: serve un cambio di passo, i costi dell'energia stanno già mettendo in ginocchio le casse pubbliche. Finora l'aumento previsto è del 68%, pari a 810.000 euro in più di energia che il comune di Belluno dovrà pagare in un anno. Spettacoli e laboratori: torna Belluno Kids, appuntamento per i più piccoli. 10 spettacoli, 7 laboratori, un concerto, una biciclettata fantastica e tanto altro. Sono solo alcuni degli appuntamenti che la quarta edizione di Belluno Kids Festival propone alla città, con un palinsesto che va dal 24 agosto fino al 29 settembre. E andiamo nel feltrino. Pedavena e Croce d'Aune, cancellata l'edizione 2022. Non si ferma la rabbia per lo stop del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi alla famosa corsa automobilistica in salita. L'Automobile Club sulle barricate, a fianco dei piloti danneggiati. Feltre, musei, biblioteca, pari opportunità. Si cercano tecnici, c'è tempo fino al 15 settembre per candidarsi. L'acqua della frana contro la siccità. Siamo in questo caso in Alpago. C'è stato un vertice tra i sindaci e BIM GSP sull'emergenza idrica che prosegue da più settimane. Necessario aumentare l'apporto idrico. Questa una delle conclusioni.
Tra le ipotesi, l'utilizzo della falda che venne deviata in un tunnel per fermare il gigantesco smottamento del Tessina, con un'opera che appunto capta l'acqua che invece che finire sotto la frana viene canalizzata e portata via. Borgo Valbelluna, un polo dell'infanzia a Villa di Villa, dal PNRR 1,2 milioni per l'asilo nido. Telecamere e testimoni, si stringe il cerchio sul pirata sull'automobilista che ha investito 2 ragazze e non si è fermato. Carabinieri al lavoro per dare un volto all'investitore di Limana. E trasferiamoci in Cadore, in comune di Borca. Appalto ANAS, un ribasso del 20%. Il rifacimento dei magazzini a una ditta di Salerno, scesa di 1/5 rispetto all'1% di un'azienda trevigiana. L'intervento da 90.000 euro dovrà essere fatto in 120 giorni e rientra nelle opere previste per i mondiali di sci del 2021. 100 anni di sport e di emozioni, una mostra rievoca il Club Auronzo. Addio alla nobildonna discendente dai De Manzoni. Damiana si è spenta a 94 anni a Treviso. Per dare continuità al casato, non avendo avuto figli, adottò il nipote Matteucci. E per lo sport, l'Unione Cavarzano-Limana già in forma, ne fa 5 al Longarone. Amichevole con 7 reti tra 2 squadre che non si sono risparmiate. Padroni di casa sotto al 24esimo pareggiano, vanno in vantaggio e poi cedono alla fine. E il Longarone ha perso appunto per 5-2 contro il Cavarzano Limana in una partita di precampionato in attesa che inizino i campionati di calcio dilettanti. Ma dal Gazzettino passiamo al Corriere delle Alpi. Il titolo principale quest'oggi: il Bostrico avanza ancora, danni 5 volte Vaia. L'allarme della regione, si prospettano 4 anni di emergenza, una mazzata per l'economia, misurazioni via satellite, l'area colpita balzata in un anno da 153 a 975 ettari. E la fotonotizia del giorno è dedicata al senatore padovano Niccolò Ghedini. Il lutto di Forza Italia e del mondo della politica per la sua scomparsa. L'avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e storico legale di Silvio Berlusconi, è morto all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato per una leucemia. Aveva 62 anni. La notizia è stata data nella tarda serata di ieri. Berlusconi, ti vorremmo sempre bene, cordoglio del mondo della politica. Ma andiamo alle pagine che il giornale dedica alla provincia di Belluno e che iniziano con una notizia relativa agli operatori sociosanitari della Sersa di Belluno, operatori che fanno le valigie, scrive il giornale. 15 entrano all'ULSS, servizi in affanno. Nuovo problema di personale per la casa di riposo del capoluogo, mancano 6 infermieri, in prova 3 giovani brasiliane. E poi 2 pagine dedicate al problema del bostrico. Rullo compressore bostrico, boschi bellunesi decimati 5 volte i danni di Vaia. Il balzo visto dal satellite da un anno all'altro, superfici colpite passate da 153 a 975 ettari. A Gordino l'area più esposta. Un quarto delle zone attaccate è sostanzialmente inaccessibile. Esche e abbattimenti, la strategia a tenaglia della Regione Veneto per combattere il bostrico. Il piano di interventi comprende contributi ai proprietari, cartelli e volantini ai turisti per far luce sulla emergenza. E sempre per quanto riguarda temi di carattere ambientale, cervi devastano i campi, via alla caccia anticipata. La stagione venatoria partirà già questa domenica. Il consigliere provinciale De Bon, così tuteliamo i raccolti agricoli.
Luci spente da oggi nelle 2 gallerie dell'area di Lambioi a Belluno contro gli aumenti dell'energia elettrica. Questa una delle decisioni del comune di Belluno, che aveva già deciso di chiudere tutti i lampioni in città dalle 2 nel cuore della notte, dalle 2:30 alle 5. Con Belluno Kids, un lungo festival di arte e teatro per i più piccoli, dal 24 agosto al 29 settembre a Belluno. Ed eccoci nel feltrino, Pedavena Croce Daune, il comitato alza bandiera bianca. Rinuncia definitiva alla disputa della competizione già bocciata dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Gorza, scelta sofferta ma necessaria. Nel 2023 ci saremo in ogni caso. Candidature aperte per la Commissione Pari Opportunità a Feltre, la scadenza il 15 settembre. Gatti abbandonati e colonie feline, l'approdo sicuro si chiama SOS Animali. Quest'anno si contano già 200 mici sterilizzati e circa 150 donazioni, una quindicina le volontarie impegnate. Pedavena, illuminazione pubblica, nuovo investimento per le lampade a LED. Capriolo investito a Marziai, in comune di Querovas. 2 centauri rischiano grosso. L'incidente a luna di notte. I 2 motociclisti hanno riportato ferite leggere. Scarton della riserva di caccia. Mancano recinzioni e sottopassi per gli animali. L'altra zona interessata è quella di Lentiai, con 2 ungulati uccisi, di cui uno in centro. E sempre da Querovas, guasto elettrico riparato, telefonia e TV a posto e qualche canale nuovo. Arsier, con i fuochi artificiali, chiusa la festa in riva al lago, e c'è anche una immagine dei fuochi. Pedavena, oggi lettura musicata dedicata a Buzzati. E siamo a Sospirolo. I lavori all'asilo sono in ritardo. Valutiamo trasloco alle medie. Il sindaco De Bon fa il punto sull'intervento sul plesso di Marassi e sulla palestra. La sistemazione della copertura alla scuola secondaria non sarà un problema. L'asilo nido di Villa è realtà. Cesa il sindaco, intervento importante col PNRR. I lavori andranno completati entro e non oltre il 2026 o si perdono i fondi. Emergenza idrica in Alpago, si spera nel meteo per riattivare l'acqua anche di notte. Tavolo tecnico tra BIM GSP e i sindaci della Conca. Peterle, il sindaco di Alpago, la nostra preoccupazione è per il futuro. Nuova data e già 1700 iscritti ai percorsi della memoria a Longarone. Percorsi della memoria che prevedono una camminata sulla diga del Vajont. Quest'anno l'evento si svolgerà domenica 2 ottobre a causa delle elezioni politiche. Bigotti, stiamo tornando ai numeri pre-pandemia. A Gordon, il ponte di Bries prende forma, la ciclabile è quasi completata. In autunno dovrebbe aprire il tratto di pista da Listolade a Le Campe, poi toccherà al Consiglio di Stato dirimere la vertenza con il privato a Ponte Alto. A Somor di Falcade l'antica leggenda di Castelfalco rivive in un murale. 2 concerti in Val di Zoldo per ricordare Vassalli, lo scrittore, oggi e domani. Ed eccoci a Cortina. Ospitalità diffusa. 15 milioni di euro per recuperare edifici dismessi. L'intervento fa parte delle opere olimpiche differibili. La riqualificazione dello stadio del ghiaccio costerà 6 milioni. Riflettori puntati sugli studenti.
La festa dei Cadorini è un inno al futuro. La cronaca viene da Danta, riguarda Danta di Cadore. Domenica una messa e poi la cerimonia delle borse di studio. Ci sarà un commosso ricordo di Flaminio D'Adeppo. Riconoscimenti per 37 ragazzi. Saranno consegnati 21.700 euro. Domenica la sfilata dei giovani più meritevoli del Cadore, della Valboite e del Comelico. A Santo Stefano di Cadore, RSA a corto di personale, meno letti, rette più alte. Il presidente Ianese prospetta il taglio di una dozzina di posti, rischiamo un deficit di 200.000 euro alla fine dell'anno. Vari anche ieri i soccorsi effettuati in montagna, tra gli altri un'alpinista colpita da un sasso che si è fratturata un dito e che non era più nelle condizioni di poter proseguire. A Ruba i 200 biglietti, tutto esaurito per La Vedova Allegra al Teatro Almut, nella cornice naturale sopra Sossai, frazione di Belluno. L'operetta è in programma per sabato alle 17. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.